Mister Mauro Zironelli si chiude senza reti il primo pareggio casalingo stagionale con l'Este. Cos'è mancato? Il gol. Nel senso, è la prima volta che non facciamo gol, ci può stare. Peccato perché abbiamo avuto parecchie occasioni ricordo soprattutto quello di Maniero sull'assist di Silenzi, colpo di testa di Silenzi, l'ultima di Glamocanin, anche quella è una gran bella occasione. Loro hanno avuto un'occasione nel secondo tempo importante, peccato perché si sono chiusi bene, abbiamo trovato pochissimi varchi, ho provato a togliere un difensore per mettere una punta in più. Magari potevo farlo anche prima, però col senno di poi mi sembrava che la squadra comunque sta- provasse a macinare gioco e c'erano sempre palle dentro pericolose. Però dai, portiamo a casa, dobbiamo abituarci a muovere palla più veloce, meglio perché troveremo spesso squadre che nel secondo tempo giocano davanti alla difesa e non è facile trovare i varchi. Quindi bisogna essere lucidi e muovere la palla più veloce, però non posso dire niente, i ragazzi si sono impegnati, hanno dato il massimo e peccato perché ci è mancato un pelo per portare a casa il risultato. Loro hanno avuto, come ho detto, una bella occasione, però noi ne abbiamo avute parecchie e non siamo stati cinici come le altre volte. Mister, come dicevi prima, è ancora lunga, lo dici anche adesso, è un pareggio che comunque non può far guardare alla classifica ancora. Ma no, la classifica dobbiamo guardarla verso Natale, quindi noi non ci preoccupiamo della classifica, dobbiamo, come dico sempre, cercare di migliorare partita dopo partita. L'importante è mettere sempre dentro qualcosa in più e migliorare i giocatori, e questa roba è importante per un allenatore. Poi ci sono partite e partite, ci sono squadre che se la giocano a viso aperto, ci sono squadre che si mettono dietro, ripartono. Loro l'hanno fatto bene, sono ripartiti una volta e hanno avuto quell'occasione lì, e- però è una questione di punti di vista. Noi dobbiamo cercare di fare meglio quando siamo nella metà campo avversaria e dobbiamo muovere palla veloce, ci vuole un po' più di qualità e dobbiamo essere bravi a ricercarla con i giocatori giusti.